Medici di base su piede di guerra, la sanità si sta spegnendo e sulla medicina di gruppo bacchettano la regione. Ondata di furti nelle abitazioni, colpita l'intera pedemontana, cittadini e sindaci preoccupati. A Rossano torna in azione la banda dei ricambi d'auto, portate via le marmite dalle auto in sosta. I benzinai furibondi, il piano anti-rincari varato dal governo, i gestori dei distributori annunciano lo stato di agitazione. Solidarietà per sostenere la ricerca e la sanità, Banca del Veneto Centrale dona 20.000 euro all'UNS 7. Pugno duro contro gli ultra, colpevoli di aver aggredito un funzionario alla partita di hockey. Controlli della polizia ferroviaria durante le festività tra Vicentino e Trento, 3 arresti. Il futuro del convento dei Cappuccini è a rischio, un luogo storico che ha ospitato a lungo anche San Leopoldo. Il suo cane viene investito da un'automobile, lui lo finisce con una fucilata, anziano denunciato. Buonasera a tutti voi telespettatori, avete sentito dai titoli. Parliamo subito dei medici di base che sono sul piede di guerra e avvertono: la sanità si sta spegnendo. E sulla medicina di gruppo bacchettano la regione, sentite tutti i dettagli. Il servizio sanitario nazionale e regionale, poi il Veneto ha molto da perdere, come lo conosciamo ormai si sta spegnendo come una candela, perché gli investimenti non sono sufficienti e non parliamo di investimenti economici ma di investimenti sulle persone. Parole durissime dai medici di base sul servizio sanitario. Anche in Veneto, dicono, la sanità si sta spegnendo e questo allarme va a corroborare le tante lamentele e segnalazioni da parte di cittadini che hanno voluto raccontare ai nostri microfoni quel che non funziona nell'organizzazione della sanità locale. I medici di medicina generale denunciano una mancata programmazione da parte della regione e soluzioni come quella dell'innalzamento del numero di pazienti definite cervellotiche. È un problema in cui ci sono corresponsabilità, perché qui è un problema di mancata programmazione, cioè quello che si dà alla regione è che negli anni, anzi nei decenni, non è stata mai fatta una vera programmazione dei bisogni della cosa, e questo è una parte. D'altra parte non c'erano neanche tante risorse da parte dello Stato e quindi qua diciamo che hanno una bella responsabilità, il 50% ciascuno. Il problema è che non è invertibile in questo momento, ma bisogna trovare delle soluzioni diverse che non si risolvono con una delibera fatta così da qualche cervellotico dirigente regionale in cui dice aumentiamo il massimale dei medici a 1.800. I medici chiedono che ci sia una maggiore attenzione per la medicina di gruppo e sottolineano come questo assetto riduca le liste d'attesa e pure gli accessi in pronto soccorso. Però, c'è un però, i soldi ci sono, ma sentite cosa dice Crisarà. 10 milioni di euro che però sono stati deviati sulle casse di comunità e non sulle organizzazioni dei medici. Perché secondo lei su questo la regione non vi ascolta? Ma guardi, io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private. È ondata di furti nelle abitazioni e colpita è l'intera pedemontana e la gente è preoccupata. E i sindaci invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti alle forze dell'ordine. Dal Vicentino al Trevigiano, nell'area della pedemontana, è emergenza furti nelle abitazioni. Sono molti gli episodi che si sono registrati nell'ultimo periodo e che hanno creato allarme nella popolazione. A San Zenone degli Ezzelini sono almeno una ventina i colpi messi a segno ai danni di altrettante famiglie che risiedono in particolare nella fascia collinare. I residenti affidano i loro sfoghi ai social, colpite soprattutto via Cime e via Valli, dove i cittadini si sono organizzati in ronde per controllare il territorio. Questa invece la scaletta lasciata dai malviventi che hanno svaligiato una casa in via Acque. Nella maggior parte dei casi si vede che arrivano magari in zone più isolate, magari arrivando dal bosco, entrano, tagliano la rete saltando appunto le recinzioni, e molte volte capita anche purtroppo che ci siano le persone a casa e riescano comunque ad entrare, e in alcuni casi agiscono anche violentemente utilizzando un piccone. Ad esempio abbiamo visto come è successo nella zona limitrofa di Fonte, arrampicandosi con le scale. I ladri agiscono soprattutto nel tardo pomeriggio, sfrontati a tal punto da assaltare le abitazioni con i proprietari in casa.
Se scoperti fuggono, ma la paura tra la gente è palpabile. Anche se c'è un tentato furto o arrivano i ladri, chiamare subito il 112 perché così i carabinieri possono intervenire. I nostri cittadini poi, ad esempio quelli di Via Valli e Via Cime, si sono organizzati in questo periodo con una semplice chat tra di loro, dove si scambiano le foto e anche le opinioni, insomma, in base a quello che vedono, e nel caso fanno un giro di perlustrazione. Situazione preoccupante anche nell'area del Marosticense. Dopo i furti registrati a Pianezze con i ladri ripresi dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza, stanotte è stato messo a segno un colpo in un'abitazione di Colceresa. Invito, come abbiamo sempre fatto anche quando c'è stata l'altra ondata di furti con la famosa storia del ninja, insomma, di segnalare immediatamente alle forze dell'ordine ogni avvistamento sospetto, comportamento sospetto e soprattutto nel caso di furti chiamare subito il 112, perché può essere, insomma, di aiuto per le forze dell'ordine. E da un'emergenza di furti all'altra sono ancora prese di mira le auto in sosta. Le autovetture continuano ad essere nel mirino dei ladri. Dopo gli episodi che si sono registrati a metà dicembre ai danni di macchine parcheggiate a Romano Dezzelino e a San Giuseppe di Cassola, letteralmente sventrate dai malviventi, il tema torna di attualità con i furti dei catalizzatori delle marmitte. Un vero e proprio business, quello degli accessori d'auto, che muove bande di ladri super specializzati. Negli ultimi giorni hanno agito a Rossano Veneto, vicino al municipio, e in via Cavico, ma hanno colpito anche nel Cittadellese. Con il flessibile tagliano la marmitta e rubano il catalizzatore. Rincresce sicuramente moltissimo venire a sapere di questi episodi. Io consiglio non tanto di andare in Facebook, anzi, anche se è naturalmente legittimo, ma di avvertire subito le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, e di fare denuncia e passare anche in comune per vedere se ci sono delle immagini delle nostre telecamere da poter utilizzare per poter identificare i delinquenti. Furti di accessori d'auto e non solo, perché nelle scorse ore è stata rubata una Skoda a Castello di Godego. Sui furti ai danni delle macchine continuano le indagini dei carabinieri. I benzinai furibondi per il pacchetto di misure varato dal governo, e per rispondere all'ondata di rincari i gestori dei distributori annunciano lo stato di agitazione. Benzinai sul piede di guerra dopo il pacchetto di misure varato dal governo di Giorgia Meloni per contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti. Dopo la fine dello sconto sulle accise in vigore da marzo, entra l'obbligo di esposizione per i gestori di un cartello con il prezzo medio nazionale che sarà elaborato ogni giorno dal Ministero dell'Ambiente. E i benzinai annunciano lo stato di agitazione, definendo assurdo il piano del governo. Siamo molto preoccupati, categoria sicuramente che andrà in uno stato di agitazione. Come avevamo già annunciato, la speculazione viene solo imputata ai gestori. Dopo un Consiglio dei Ministri ha partorito un decreto di trasparenza, un decreto veramente assurdo, dove chiedono alla gestione di comunicare i prezzi tutti i giorni, dove chiedono di inserire altra cartellonistica sull'impianto, creando sicuramente ancora più confusione ai consumatori. Proprio la faccenda del prezzo medio potrebbe creare, secondo i gestori, altra confusione per gli utenti. Parlano di un prezzo medio su cosa? Sull'impianto self, sull'impianto servito, avremo una serie di prezzi che crea confusione e fondamentalmente non ci sarà una diminuzione del prezzo. Doveva essere un'azione per ridurre e contenere i prezzi. Il rincaro degli ultimi giorni è di circa 18 centesimi al litro per i carburanti, che corrisponde proprio al ripristino delle accise. Quello che passa e quello che i media e quello che il governo dice è che il gestore finale deve controllare, deve vigilare e molto è lui che agisce sulla leva del prezzo. Purtroppo sappiamo benissimo che non è questa la verità. Il prezzo viene definito dalle compagnie petrolifere, noi applichiamo un prezzo che le compagnie petrolifere ce lo danno sia sul self che sul servito e questo è il prezzo che applichiamo fuori alla pompa. Le sanzioni per l'errata comunicazione dei prezzi sono molto salate, addirittura 1.000 euro anche per mancanze pregresse. Per pagare 1.000 euro di sanzioni, il gestore che prende 3 centesimi e mezzo al litro equivale a circa 28.500 litri di carburanti. Se vogliamo dirla tutta, esattamente una botte di benzina. Quindi non è sicuramente un intervento o una negligenza da parte del gestore, anzi abbiamo tutto l'interesse che le cose siano corrette.
E parliamo ora di solidarietà per sostenere la ricerca e la sanità. Banca del Veneto Centrale dona 20.000 euro all'ULSS 7. Una donazione che lega territorio e comunità, che rinnova un impegno nato fin da subito come patto morale con chi vive e fa crescere il bassanese e non solo. Anche quest'anno Banca del Veneto Centrale dona 10.000 euro al reparto di urologia del San Bassiano e altrettanti a quello di endoscopia digestiva di Sant'Orso. L'obiettivo è quello di migliorare tutta l'attività chirurgica programmata e la ricerca nell'ULSS 7. Lo spirito che ci anima e che ci fa portare avanti di anno in anno, perché ormai è già qualche anno, non è certo la prima volta che ci stiamo vicini a questa unità sanitaria. Perché il sociale? Perché la sanità? Perché è uno dei bisogni primari delle famiglie, dei piccoli imprenditori, del nostro tessuto. Risorse che verranno impiegate per l'acquisizione dell'intelligenza artificiale applicata alla colonoscopia di screening e per sviluppare il progetto di crioterapia focale prostatica. Una parte dell'utile viene destinato alla donazione sotto forma di contributi e donazioni, come in questo caso, a favore della scuola, a favore della cultura, a favore come in questo caso anche della sanità. Quindi per noi è un impegno importante. Il nostro tema della solidarietà è un tema fondamentale, a cui teniamo moltissimo. Un impegno, quello dell'istituto bancario, confermato oggi per il presente e per il futuro, con lo sguardo puntato all'orizzonte e la promessa di continuare ad esserci anche nei prossimi anni. A me preme in questa occasione dare un messaggio forte, che è quello di far capire a chi ci ascolta come la scelta di una banca di credito cooperativo significa indirettamente premiare la comunità alla quale apparteniamo. Siamo banche di comunità, ritorniamo alla comunità, il nostro obiettivo primario non è il risultato dell'esercizio, ma la solidarietà tra soci e verso i territori nei quali operiamo. E il futuro del convento di Frati Cappuccini a Bassano è a rischio, un luogo storico questo che ha ospitato a lungo San Leopoldo. Una pagina di storia che non può chiudersi né può essere strappata perché vive nel libro dei ricordi. Eppure il lieto fine a questa storia è ancora tutto da scrivere. La vicenda è quella della possibile chiusura del convento di San Sebastiano, sede dei Frati Cappuccini al Margnan. I bassanesi hanno già fatto sentire la loro voce con 3.500 firme raccolte in men che non si dica e consegnate dall'assessore regionale Elena Donazzan al padre superiore provinciale dell'ordine Fra Roberto Tadiello. Questo il presente che vuole provare a cambiare il futuro, ma c'è un passato che merita di essere tutelato perché il convento dei Frati Cappuccini a Bassano è legato a doppio filo alla memoria di San Leopoldo. Leopoldo nacque in Montenegro nel 1866, all'epoca parte dell'impero austriaco, dove prestavano la loro opera i frati francescani cappuccini della provincia veneta. Frequentando l'ambiente dei frati manifestò il desiderio di entrare nell'ordine dei Cappuccini e nel 1884 fu accolto al noviziato proprio di Bassano, dove vestì l'abito francescano, ricevendo il nuovo nome di Fra Leopoldo. Nel 1900 fu richiamato sempre a Bassano come confessore per poi spostarsi al santuario della Madonna dell'Olmo di Tiene, un santo il cui culto è molto forte nel territorio e nel padovano. E così oggi, per scelte gestionali, da Mestre viene chiesta la chiusura di un luogo che custodisce fede, cultura, tradizione e che abbraccia l'impegno sociale e l'assistenza ai bisognosi. Un patrimonio di umanità. E come recita un antico detto, se vi capitasse di incontrare un sacerdote e un angelo, salutate prima il sacerdote e poi l'angelo. Bassano non chiede altro che di continuare a salutare i suoi frati ogni giorno. Daspo di 5 anni per i 2 ultras bolzanini che hanno aggredito un funzionario della questura alla partita di hockey fra Asiago e Bolzano. Avevano aggredito e ferito un funzionario della questura di Vicenza durante la partita di hockey fra l'Asiago e il Bolzano il 3 gennaio scorso. 2 ultras della squadra altoatesina di 36 e 39 anni sono finiti nei guai per aver colpito al volto un funzionario della Digos, procurandogli ferite giudicate guaribili in 5 giorni dal pronto soccorso.
A seguito di questi comportamenti, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni. Oltre al doppio daspo non potranno recarsi ad Asiago per i prossimi 3 anni. In caso contrario verranno denunciati. Il questore sottolinea come sia inammissibile che un evento sportivo possa essere usato come pretesto da una minoranza di individui comunque già noti alle forze dell'ordine per organizzare atti di violenza nei confronti dei rappresentanti della legge. Controlli della Polizia Ferroviaria durante le festività hanno interessato Vicenza, Verona, Trento e Bolzano. Il bilancio è di circa 4.800 persone controllate, 3 arresti e 39 indagati. 4.785 persone controllate, 3 arrestati, 39 indagati, 21 le sanzioni amministrative elevate. Questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano nelle festività appena trascorse, grazie all'intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno. Nel complesso sono stati 487 i servizi di pattuglia nelle stazioni e 16 quelli a bordo di 36 treni, 20 servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe solitamente in aumento nei periodi di festa, anche in ragione del maggior afflusso di passeggeri. L'attività di prevenzione è stata incentivata con 2 giornate straordinarie di controllo del territorio organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, stazioni sicure finalizzata al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario e Rail Safe Day organizzata per prevenire comportamenti impropri o anomali spesso causa di investimenti. Festa a Romano De Zelino, tanti auguri alla signora Anna, nuova centenaria. Romano De Zelino in festa per i 100 anni di Anna Pulierin, che ha celebrato questo invidiabile traguardo nella casa di riposo San Pio X a Cacornaro, dove è ospitata da qualche tempo. Con lei i familiari e gli amici. Le hanno fatto visita il sindaco Simone Bontorina e il suo vice Elisabetta Casagrande, che le hanno portato gli auguri e l'affetto dell'intera comunità. Ed ora vediamo altre notizie dal territorio. Il comune di Marostica avvisa che da oggi sono iniziati i lavori di cantierizzazione del ponte e successivamente quelli delle frane in via Boli. In questa fase procedurale la viabilità non verrà modificata. A San Giorgio in Bosco sono stati raccolti decine di sacchi con rifiuti abbandonati. La raccolta si è concentrata nelle zone fra via Bolzonella e l'area industriale di Paviola. Al mini caseificio dell'Agrario di Asiago si terrà un corso con docenti di indirizzo ed esperti esterni per apprendere l'arte casearia. 9 gli incontri previsti il sabato mattina, iscrizioni aperte il 16 gennaio, i corsi partono il 21. E per la pagina dell'Alta Padovana ci spostiamo a Cittadella, dove un anziano spara al cane ed è stato denunciato. Ha sparato al suo cane dopo che la povera bestiola era stata investita da un'auto. Un 79enne di Cittadella è stato denunciato dai carabinieri intervenuti nell'abitazione dell'uomo dopo una segnalazione di spari. Ai militari l'uomo ha confessato di aver sparato all'animale di proprietà della figlia perché investito da un'auto pirata, pensando di alleviare le pene del cane. L'uomo aveva esploso così un colpo con il fucile da caccia regolarmente detenuto. La povera bestiola, però, quando sono arrivati i carabinieri, era ancora viva e rantolante. È stata recuperata dal servizio veterinario. L'anziano è stato denunciato per uccisione di animali e gli sono state ritirate le armi e le munizioni in suo possesso. Ed ora diamo spazio alla rubrica dei presepi. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind?
and all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness. Prima serata con il nostro direttore Luigi Baccialli a Focus. Ospiti saranno Fabrizio Boron, Leopoldo Bottero, Massimo Cacciari, Luca Azzano Cantarutti, Gianantonio Darè, Stefano Marrone, Annalisa Nalin e Giulia Vazzoler. Siamo in chiusura di telegiornale, diamo spazio ora alle previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia, una buona serata.